Allora, siamo qua in compagnia di Davide Brusa, Tenuta Margherita, un'azienda che si trova a Vercelli, zona da sempre vocata alla coltivazione del riso italiano. La nostra azienda è un'azienda storica che risale al 1904, abbiamo circa 300 ettari di coltivazione e tutta la filiera viene fatta internamente, quindi dalla semina fino alla confezione finita. Siamo in compagnia di Sonia Castellan del caseificio Castellan Urbano, che si trova a Rosà, che è un paesino di Vicenza ai piedi di Bassano del Grappa. Questo caseificio è dal 1969. Esatto, fondato da mio papà Urbano Castellan. 50 anni che siete nel mercato. Siamo sempre qui a Extraordinary Food and Wine a Venezia e questa volta siamo in compagnia della signora Marcella De Besi di Punto Zero, una cantina, un'azienda vitivinicola sui Colli Iberici. Cosa ci può raccontare, signora Marcella? Il progetto del vino nasce 11 anni fa. Avevamo acquistato questa campagna nel 94, poi abbiamo imparato come si coltivano le vigne, abbiamo imparato tutto quel processo che è lunghissimo di come si coltiva la vigna per poi arrivare finalmente a produrre anche del vino. Siamo ancora qua oggi in compagnia di Valerio, come rappresentante dell'acciaieria Ferretti Corradini, questa azienda a conduzione familiare. Raccontaci un po' insomma quella che è la storia della vostra azienda. è la storia fatta di tanta tradizione emiliana, di due famiglie reggiane, una contadina e una che portava avanti la tradizione familiare dell'aceto balsamico. Siamo ancora qui all'Extraordinary Food and Wine, che però non è solo banchi di assaggio come abbiamo potuto vedere finora e degustare finora, ma è anche grandi chef. Ad esempio oggi abbiamo qui Bruno Cingolani, buongiorno a tutti. Noi cerchiamo di prendere gli ingredienti dai vari espositori e trasformarli in un piatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un signore che produce pasta, avremo dei signori che producono salumi e quant'altro, cerchiamo di preparare un piatto che vada bene con la nostra esperienza e i loro ingredienti. Amici di Venezia Channel, oggi siamo qua con l'azienda Floss e Montecavolo, Reggio Emilia. La vostra azienda parte da che anno? 2015, ma in realtà già dal 2010 che ci studiamo insomma, su questo prodotto fantastico che è lo zafferano, insieme anche al miele, insomma, accompagnato. Conosciamo un po' anche i proprietari, quindi Cecilia Lanzani. Sì, e mio marito. Dennis Beggi. Adesso invece siamo con Maria Cristina. Doc Dall'Ava, prosciuttai dal 1955. esatto, prosciuttai che insomma cerchiamo sempre di mantenere alta la qualità dei nostri prodotti, quindi dalla ricerca della materia prima alla stagionatura del prodotto. Siamo qua in compagnia della signora Cristina Maffei. La mia azienda è Mantea, un'azienda di Mantova. è tutto un progetto molto femminile, quindi Mantea nasce da questa volontà di sonorità, no? Il progetto è la produzione di composte, di marmellate originali. Diciamo che la mia esperienza di chef è nato questo progetto dove c'è l'abbinamento di frutta con oli essenziali ad oggi utilizzati solo in profumeria e spezie rare provenienti da tutto il mondo. E abbiamo anche un pezzettino di Sicilia, infatti siamo qui col signor Gaetano di Poggio Grimodi, che ci può raccontare qualcosa dei suoi vini. Lui produce vino e olio in provincia di Messina, precisamente dove? Caronia. Poggio Grimodi è per la contrada che si chiama Grimodi e abbiamo messo Poggio Grimodi. Come vini che cosa producete? Di rosso, di bianco? A Caronia produciamo il nero d'avola e un grillo che ancora qui non c'è arrivato. E poi oltretutto l'olio, perché lì è una zona quotata, un terreno quotato per l'olio. Oggi abbiamo qua e presentate voi una specialità, ok? Un'eccellenza, diciamo, un'eccellenza chiamata Sua Maestà il Nero. Sua Maestà il Nero è un grana di montagna che riprende le tradizioni antiche della lavorazione del parmigiano e viene da un caseificio che è tra Modena e Bologna, Casteldaiano, che produce 9 forme di parmigiano al giorno, 7 delle quali seguono il disciplinare del consorzio, mentre 2 vengono lavorate, come si dice, a nero, che ci porta ad avere un prodotto a 24 mesi con una crosta molto sottile, una pasta molto tenera e un gusto molto intenso.
che ricorda quasi un 30-36 mesi. Adesso sono in compagnia del signor Mauro Margotti, Esatto. che rappresenta la tenuta Montemagno nel cuore del Monferrato. Noi facciamo sì, il Sauvignon, poi abbiamo anche un altro bianco, lo chiamiamo il nostro entry level, che è un taglio tra 60-40 di Sauvignon e Timorasso. Quindi un bianco importante. E il metodo classico da uva Barbera. 100% uva Barbera, è un pas dosé, quindi vinificato, non zuccheri aggiunti, 3 ore di macerazione per i 24 mesi sulle bucce, quindi prende un colore leggermente bucce di cipolla, mentre ce ne sono un po' di più per il 36 mesi. È un prodotto unico perché con metodo classico pas dosé in Piemonte siamo tra le poche aziende che lo producono. Siamo qua con Lidia dell'azienda TLC Tartufi. Allora, questa azienda si trova a Qualagna, Marche. Qualagna è la capitale nazionale del tartufo bianco. La nostra azienda propone per tutto l'anno le 4 declinazioni di specie di tartufo, passando dal bianco pregiato a un nero pregiato, a un bianchetto, a un tartufo estivo. Io sono Elena Bonaccina e sono qua per la società Canaletto che distribuisce caviale italiano. L'allevamento in provincia di Cremona. Esatto, parco naturale del fiume Tormo. Allora ci sono 6 tipi di caviale che vengono prodotti, sono questi qua che vediamo sul roll-up. Esatto. Niente, noi ci siamo innamorati di questo prodotto tanto che d'accordo appunto col produttore abbiamo deciso di avere il nostro brand che appunto abbiamo chiamato Canaletto. Questo è il primo prodotto che noi abbiamo nel nostro catalogo, abbiamo incominciato proprio con questo, perciò abbiamo iniziato un po' dal top. Siamo a Jesolo Paese, pasticceria Pinel. È un'attività storica, la posizione è sempre quella, negli anni si è sviluppata, sono cambiate le cose, si sono adattati ai tempi di richiesta del mercato e dagli anni 70 c'è stato un po' questo cambiamento, sviluppato molto più nella pasticceria, ma mantenendo sempre qual era la nostra tradizione, che era la panificazione. Adesso c'è un mercato che richiede sempre di più la parte integrale, ricca di crusca, perché abbiamo bisogno di alimentarci forse in maniera corretta di questi tempi, più sana possibile, brava. Il nostro forte sono le confetture, quelle che noi chiamiamo speciali, che sono delle confetture che hanno spesso 2, 3 o anche più ingredienti, tutti cotti separatamente e poi mescolati insieme alla fine, perché poi ogni frutta ha un suo tempo di cottura, una sua lavorazione. Diciamo che ho usato tutta la mia esperienza di chef, ho 30 anni di cucina, ho creato questi abbinamenti, queste cose un po' particolari per differenziare un po' il prodotto nel mercato e per creare delle esperienze di gusti e di sapori, di profumi che non si trovano in giro, insomma. Siamo qui con Federico. Ciao. Ok, per parlare di Verza Salumi, un'azienda che si trova a Cogollo del Cengio, Vicenza. Quest'anno abbiamo raddoppiato lo spazio espositivo portando la gamma dei nostri prodotti più tradizionali come la soppressa, l'ossocollo, il carré, ma anche una novità che è il Cengio, che è proprio un prodotto unico nel suo genere, composto da 7 tagli diversi di carne suina, quindi una cosa molto artigianale, fatta completamente a mano e veramente particolare. Io sono qua appunto per rappresentare l'azienda Vigneti Valle Roncati e diverse piccole aziende di champagne. Come diceva lei, grandi rossi, ma anche il vitino autoctono bianco piemontese dell'Alto Piemonte, l'Erba Luce. L'azienda presenta anche uva rara, Vespolina, che è un vitino autoctono dell'Alto Piemonte, che ha un po' più spezzatura di pepe nero. Poi vabbè, i grandi nebbioli, in questo caso Sizzano, Fara e poi la punta di diamante Gemme, che è un nebbiolo 100%, invece questi ha una maggior percentuale di nebbiolo con uva rara e Vespolina, che fanno un passaggio in tonneau e sono vini dalle qualità organolettiche eccellenti. Siamo in compagnia di Mattia Gardini di Omina Romana Vini. Omina Romana è un progetto di una famiglia italo-tedesca dove siamo nella zona di Velletri, nella parte bassa di Roma, e devo dire che negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione, diciamo, su quello che comunque era la parte della cantina, dell'azienda, della famiglia, ma soprattutto dei vini. In particolare noi siamo molto forti un po' con i vini bianchi e i vini rossi, diciamo. Oggi siamo con un'azienda di Rossano Veneto, Mulino Terre Vive, e abbiamo il piacere di parlare con Marco Vigolin, titolare. E sembra che noi vendiamo pasta e farina, in realtà noi vendiamo quello che c'è sotto, perché abbiamo la responsabilità grande di dare da mangiare
a tanta gente e la responsabilità di quello che finisce in pace alle persone. In realtà quindi la farina è farina, la pasta è pasta, però la nostra farina e la nostra pasta contengono all'interno un gran segreto che alla fine comunque è un segreto di Pulcinella, cioè è la capacità vitale del frumento di rigenerare vita ogni anno. Cari amici di Venezia Channel, ho appena partecipato ad una, come si usa dire, masterclass dedicata a una meraviglia, perché direi oltre che qualità è proprio meravigliosa, della nostra zona. Parliamo della zona di Scaldovari, che molti di voi conosceranno sicuramente per le vongole e per le cozze, perché è una delle eccellenze italiane, ma adesso abbiamo una eccellenza in più. Abbiamo l'ostrica rosa. L'ostrica rosa, che ha proprio dei riflessi rosei, perché ci facevi vedere che sia nella parte interna c'è il madreperla, sia nella parte esterna ha questi riflessi.